Allora, Lello D'Onofrio è partito da corista, è così? Sì. Con chi era corista? Con Franco Ricciardi. Con Franco Ricciardi, che era stato qua. Ho lavorato 9 anni con lui come corista e poi mi hanno prodotto un disco. Quanti album ha fatto lei già? 3. 3? 3 album. Ecco, pensate, chi ha cominciato abbastanza, non so da quanti anni lei canta? Da 4. Comunque ha fatto più o da meno solista, sì, 4 un album all'anno, È così? Ma forse io sono quello che non faccio mai uno all'anno, era molto vecchio, lo feci prima di fare il militare, poi la patria serviva uno come me e quindi non uscì mai. Avrà tratto vantaggio la patria, penso. Ma penso proprio di no. No? No, penso di no. Senta, lei ha fatto, se ricordo bene, una canzone contro la droga, vero? Sì, però non nomino mai la parola droga perché in se stessa già per me è una bestemmia, che non la nomino nella canzone. E il senso di questa canzone qual è allora? Io non farlo mai, provengo da un quartiere molto popolare. Qual è? Che proprio manco a farlo apposta, tutti e 4 siamo nello stesso quartiere. Quale quartiere? La Sanità? Giusto, Rione Sanità. Che voglio dire, non tutti hanno avuto la fortuna, forse come me, che mio padre da bambino mi regalò il primo strumento e mi sono legato a lui. Oppure come un altro che è andato a scuola, ma tanti miei amici che andavamo a scuola assieme non ci sono più. Però il messaggio l'ho fatto a chi c'è ancora, tuttora, perché alle soglie del 2000, voglio dire... No, poi tra l'altro nel discorso sulla droga io credo che talvolta conta di più una canzone indovinata che non una campagna di spot televisivi, perché questa arriva direttamente poi alle persone. Va bene, l'ascoltiamo? Allora, Lello D'Onofrio, Non farlo mai. Ti hanno detto che è bellissimo e tu magari ci hai creduto un attimo. È un attimo che basta per precipitare giù. Ti hanno detto che è fantastico e che una volta almeno puoi conoscere. Conoscere significa morire e niente più. Non farlo mai, non abbrucia sta vita, è solo una stronzata distruggerti così. Non farlo mai, non è solo una volta, quando ci si caruta, non te ne può più uscire. Devi dire no, devi dire no, devi dire no, non farlo mai, non farlo mai, never, never do it. Non farlo mai, non farlo mai, non farlo mai. Ti hanno detto che ti libera, che ti accarezza e scende dentro l'anima. Nell'anima, la prima cosa che ti porta via. Farlo mai, non abbrucia sta vita, è solo una stronzata distruggerti così. Non farlo mai, non è solo una volta, quando ci si caruta, non te ne può già uscire. Devi dire no, devi dire no, devi dire no, non farlo mai, non farlo mai, never, never do
Ecco, era Lello D'Onofrio con Non farlo mai, da dietro le quinte. Mi facevano riflettere sulla differenza con Masini che dice perché ti fai, no? Non farlo mai è un discorso diverso. E io ripeto quello che ho detto prima, probabilmente vale più una canzone che sentono i ragazzi e in qualche maniera si ritrovano in quella canzone che non una campagna di spot, cioè più forte, più reale, no? Sono tutti messaggi estremamente positivi, l'amore contro la droga, sono valori proprio profondi. Ecco, ma chissà perché siamo arrivati a questo. C'è un percorso, io non vivo a Napoli, ma probabilmente in questi quartieri di Napoli questa strada ha significato qualcosa, cioè si è fatto un percorso per un motivo, o no? Decisamente. Lello prima diceva, molti miei amici non ci sono più. Sì, un sacco. I suoi amici non ci sono più perché se li è portati via la droga, ma i suoi amici non ci sono più perché sono finiti in galera o ancora peggio per storie di vita, per storie di camorra, per storie di violenza, per storie di criminalità più o meno spicciola. Napoli è una città che sta rinascendo ma che sconta ancora tanti problemi. Loro sono la dimostrazione di come ci si è potuti inventare un mestiere. Loro vivono di questo e appresso a loro tante persone sono sottratte al dominio dei clan, a quello che è la criminalità quotidiana, lo sfilacciamento quotidiano delle regole. Loro lo stanno infrangendo nella loro piccola maniera. Un ragazzino che non ha più Maradona da imitare cerca di fare Ciro Ricci. Se cerca di fare il cantante è difficile che finisce per vendere bustine di eroina. Il loro fenomeno è un fenomeno che poi divide la città, perché molti li guardano ancora con la puzza sotto il naso, ma no, poi sono veicolo di una sottocultura. Noi viviamo in un paese che abbiamo guardato con la puzza sotto il naso il premio Nobel a Dario Fo. Infatti, perfetto. Cioè, per cui...